Non sembra vero, e invece è proprio così. Come riporta il Giornale di Sicilia di oggi, sono proprio loro, i sindaci, a bocciare la norma che prevede l'aumento di stipendio per gli amministratori locali. Una bella risposta, quella dei primi cittadini, che chiedono piuttosto che l'aumento degli stipendi l'assunzione di personale per fare andare avanti gli uffici. Una dimostrazione di responsabilità, una volta tanto, che bisogna sottolineare. Se vogliamo dirla tutta, la norma che ha già ricevuto il primo sì in Commissione è una norma indecente. Un plauso va ai sindaci siciliani, malgrado qualcuno di essi sicuramente avrà disapprovato la scelta dei colleghi. Ma serve responsabilità, tanta responsabilità e un grande senso del dovere nell'amministrare un comune. Sappiamo le criticità che affliggono città come Agrigento, dove un aumento di stipendio per gli amministratori locali sarebbe davvero un grande schiaffo alla decenza. E a proposito, non sappiamo se il primo cittadino della città dei Templi rientri tra i sindaci che si sono opposti alla norma.